Bentornate cari aquile, ci ha raggiunti l'avvocato Luca Campanotto, buonasera Luca, che di recente ci ha concesso in merito al referendum costituzionale per il quale ricordiamo non c'è il quorum, una intervista che ha riscosso un grandissimo successo ma anche, diciamo così, mosso qualche discussione, per cui abbiamo invitato l'avvocato perché riteniamo doveroso una replica appunto all'intervista recente. Nella fattispecie avvocato, ragioni del sì e del no, qualche accenno sui collegi e il rapporto tra Friuli e Trieste in seguito a questo referendum. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie per i vostri inviti. Sono queste alcune tra le principali questioni, che sono numerosissime, perché il quesito sembra semplice, in realtà dietro a questo referendum ci sono tantissimi problemi. Ringrazio voi per gli inviti, ringrazio anche chi mi ha criticato, dandomi così la possibilità di approfondire ulteriormente molte tematiche. Ecco. Il sì è tendenzialmente un voto o ideologico o comunque di pancia, perché questo emerge anche dalle discussioni a cui voi stessi facevate riferimento. La monetizzazione della democrazia e della rappresentanza trattata solo come un costo è molto pericolosa, perché prelude al suo svuotamento e quindi rende possibile il suo superamento. Solo la collegialità più ampia, viceversa, è in grado di garantire sia l'efficienza sia l'indipendenza di un'istituzione parlamentare che sia in grado anzitutto di funzionare, perché se vince il sì, molti costituzionalisti dubitano che il Senato riesca a funzionare. Ma non solo, anche a gestire il potere e soprattutto a non soggiacere ai diktat dei grandi poteri internazionali, delle lobby, delle mafie, perché nel momento in cui una maggioranza venisse diminuita, il vero risparmio sarebbe nella più ridotta spesa per riuscire a corteggiarla sostanzialmente. Il no, per come la vedo io, è un voto, diciamo così, di testa, è un voto più razionale, non è difficile motivarlo perché è l'unica opzione sicura, ecco. Solo il no garantisce anzitutto la tutela del voto dei cittadini nella sua concreta efficacia, una equilibrata rappresentanza dei territori, anche di quelli meno popolati, più in difficoltà, pensiamo alla montagna, e garantisce la rappresentanza delle minoranze politiche ma anche linguistiche, un problema molto sentito nella nostra regione. Non parliamo poi della necessità di votare no per mettere in sicurezza uno statuto speciale che è sempre più insidiato e che, essendo una legge costituzionale, dipende dal voto del Parlamento. Nel momento in cui venisse diminuita la pattuglia parlamentare regionale, i pericoli aumenterebbero, i rischi aumenterebbero. Molto si è discusso anche circa le mie affermazioni sul rapporto tra Friuli e Trieste, anche a seguito del mutamento dei collegi che si verificherebbe sicuramente in caso di vittoria del sì. Ciò è già previsto, è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, io non mi invento nulla né tantomeno esagero. È un film già visto, abbiamo visto la legge 52 del 2015, il cosiddetto Italicum, annullato poi dalla Corte Costituzionale dalla sentenza 35 del 2017. Abbiamo visto il collegio Italicum che divideva in due il Friuli, spaccandolo al centro dai monti al mare con la mannaia. Non è stato pubblicato in Friuli, forse per non svegliare troppo i friulani, il fatto che successivamente, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 122 del 2015,
Tale collegio triestino, egemonizzato dal capoluogo e dalla sua grande massa elettorale cittadina, arrivò fino al tagliamento. Poco importa che tale collegio non sia stato applicato. Certo è che è stato già pubblicato in Gazzetta che ad esempio il mio voto da Rivignano Teor serviva per eleggere un deputato triestino in più. Quindi sono tutte cose che abbiamo già visto. Solo in seguito al contenzioso costituzionale al Rosatellum bis è entrato in vigore il decreto legislativo 189 del 2017 che ha riformato i collegi. La legge cosiddetta Rosatellum Ter 51 del 2019 è già in vigore, quindi aspettano solo che vinca il sì per allargare in maniera abnorme i collegi, per sostanzialmente annegare il Friuli e togliergli qualsiasi rappresentanza politica, perché è vero che i friulani sono in maggioranza, qualcuno mi ha fatto notare. Replico che è anche vero però il fatto che non hanno il potere di candidatura, perché le candidature le scelgono segreterie politiche che a livello regionale sono egemonizzate da Trieste storicamente. I partiti hanno sempre coccolato Trieste e osteggiato il Friuli, continuerebbero sicuramente a farlo tenendo in considerazione anche l'influenza elettorale del capoluogo. Le poltrone per esempio al Senato passerebbero da 7 a 4, verrebbero quasi dimezzate, quindi teniamo conto anche del contesto della legge elettorale che pur non essendo oggetto di referendum è comunque rilevante per l'elezione, nel senso che l'attuale legge elettorale ha liste bloccate dove le preferenze sono vietate e è vietato addirittura il voto disgiunto, che tuttavia è permesso alle regionali ma impossibile alle politiche a pena di annullamento della scheda, e tutti questi fattori impediranno sicuramente, se vince il sì, ai friulani di mandare a Roma qualche senatore friulano. Questo è evidente, è una facile previsione. E dunque, friulani, approfondite, fate girare, andare a votare e votare no. Facciamo votare no, grazie.